Secondo video del 2025. Quest'anno parte bene. Ciao a tutti e ben ritrovati ad un nuovo video dell'Uraghe. Oggi vi porterò indietro nel tempo, in un periodo dove i bambini potevano tranquillamente scorazzare per strada, senza il pericolo delle macchine e soprattutto senza stare dietro a tablet e smartphone. In questo video vi parlerò di un gioco molto amato dai bambini sardi di un tempo. La bardunfola, conosciuto in italiano col nome di trottola. Questo giocattolo, oggi caduto in disuso, ha origini molto antiche ed era molto diffuso in Sardegna, tanto da essere conosciuto con nomi diversi, come badrunfa o marrocula. La bardunfola era solitamente fatta in legno d'ulivo o di noce, nella sua classica forma di cono ricoperta da scanalature. Lungo queste scanalature veniva avvolto un sottile laccio di pelle oppure uno spago che serviva per lanciarla con forza. La trottola veniva munita di una punta metallica nella sua estremità inferiore. Questa serviva per farla ruotare su se stessa. Questa punta in sardo veniva chiamata acciou, ossia chiodo. Ma come si giocava? Per prima cosa bisognava trovare il luogo più adatto, come ad esempio una superficie estesa, che fosse liscia e senza ostacoli, anche per evitare danni alle cose, altrimenti. Più comunemente i bambini facevano a gara nel farla roteare più a lungo possibile e ovviamente vinceva chi ci riusciva. Un'altra variante era lanciare la trottola tramite lo spago il più lontano possibile, sempre facendola roteare su se stessa. C'è inoltre un'altra variante, che ad esempio io non conoscevo, che consisteva nel disegnare in terra un cerchio e ad una distanza prestabilita dal cerchio stesso i giocatori lanciavano le loro trottole e chi si avvicinava di più al cerchio guadagnava un punto e il diritto a lanciare per primo nel turno successivo. Questo gioco ormai è andato in disuso. Infatti ormai è pressoché impossibile giocare per strada o trovare uno spazio grande idoneo per far giocare i bambini. Ovviamente i tempi sono cambiati, così come i giochi. Ma in Sardegna questo gioco, tramite manifestazioni nei centri più piccoli, si sta cercando di non farlo andare perduto. Questa è una bellissima cosa, perché così si vuole mostrare ai giovanissimi che non esistono solo cellulari o console per potersi divertire, ma esistono anche altri modi per potersi divertire e stare a contatto con altri bambini. Grazie per essere arrivati fino alla fine di questo video, che inizialmente nasceva con l'idea di uno short. Se questo tipo di argomenti vi è piaciuto, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. E ovviamente lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. A Zibiri!